Ha lavorato sull'autonomia anche a Natale e adesso la legge sui LEP è a un passo dalla discussione in Consiglio dei Ministri. Si presenta davanti ai 2000 di Padova Roberto Calderoli che rivendica il lavoro fatto sull'autonomia e si difende dalle accuse contro i numerosi viaggi al sud. Io credo di essere uno dei leghisti Lega Lombarda più antichi ormai in circolazione. Ho aderito anche alla Lega Nord, ho creduto fin dall'inizio all'autonomia e al federalismo e io sono orgoglioso di essere salito sul palco di Venezia a prestare il giuramento all'indipendenza della Padania. E quella secessione io non l'ho solo dichiarata, l'ho anche praticata. Del resto non aveva molte soluzioni perché la legge sull'autonomia potesse andare avanti. Le strade sono due, o uno prende il tanco e va in piazza San Marco, però magari si porta a casa, poveretto, qualche anno di galera, ma non va da nessuna parte, oppure prendi la strada parlamentare, la via costituzionale, e che può piacere o non piacere, ma 2/3 dei membri del Parlamento sono del centro e del sud e io ho dovuto convincere anche loro e alla fine l'hanno votata, perché la legge è passata. Dopo l'impasse di inizio anno, adesso il disegno di legge sui livelli essenziali di prestazione, richiesta che arriva dalla Corte Costituzionale, arriverà a breve sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Rispetto a 15 giorni fa, quando mi ero un po' arrabbiato in Consiglio dei Ministri per una scarsa attenzione dei colleghi da 19 ministri che non avevano ancora risposto. Siamo arrivati a 15 e penso settimana prossima di concludere tutte le loro indicazioni e quindi in tempi brevi potrà andare in Consiglio dei Ministri.